Buona giornata, benvenuti, bentrovati, è il caso di dirlo. Dopo la pausa estiva ci siamo fermati anche noi per una quindicina di giorni ed eccoci qui puntuali per ricominciare. Ricominciamo con questa rassegna stampa e ricominciamo anche nella giornata di oggi con il programma sportivo classico che oltre a venetoglobe.com va in onda sul digitale terrestre di Caffè TV 24, l'emittente del nord-est che si può vedere sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda questo programma, questo spazio dedicato alla rassegna stampa. È nostra volontà, è nostro volere, visto il nostro bacino di utenza che riguarda la sinistra Piave particolarmente, poi Conegliano, Vittorio Veneto, quartiere del Piave, dedicarci molto più alle nostre zone, in particolar modo anche a Conegliano. Vorremmo definirci e ci chiameremo la tarantola, vorremmo definirci proprio tarantolati andando a scovare, insomma andando a scoprire quello che non va, soprattutto perché insomma se le cose vanno bene è troppo facile, no? Come potremmo dire. Andremo a scovare insomma le cosine che non funzionano ancora e cercheremo di capire magari il perché. Da domani cambieremo questa nostra rassegna stampa in questo modo e sperando naturalmente che vi piaccia. Oggi tutto normale, andiamo, è lunedì e quindi eccoci qui con i tre quotidiani che abbiamo scelto, Gazzettino, Tribuna e Gazzetta dello Sport, per iniziare la settimana. La iniziamo con il Gazzettino, prima pagina, la mettiamo qui. E andiamo a dare un'occhiata, tre notizie in apertura, tre richiami per Castelfranco, accusato di un furto solo perché ho la pelle scura. Se ne parla a pagina 2, ancora di questo si parla, e poi ci dicono che non siamo razzisti. Il libro Robinson Crusoe a 300 anni, il sogno dell'isola del buon selvaggio, se ne parla a pagina 12, sempre sul Gazzettino. Serie A, il Milan cade a Udine, Lazio ed Atalanta a forza 3, ma questo avremo modo di parlarne poi dalla Gazzetta e dagli altri quotidiani. L'analisi con Alessandro Campi è naturalmente sulle elezioni, meglio le elezioni di un altro pasticcio. Per quanto pazza ed ingarbugliata possa apparire la crisi politico-istituzionale innescata dalla decisione di Salvini di interrompere la sua collaborazione al governo col Movimento 5 Stelle, siamo arrivati ad un punto nel quale agli attori in campo, Quirinale e partiti, sembrano rimaste soltanto due scelte, ovvero il voto anticipato o la costituzione di un esecutivo politico sostenuto in Parlamento dal PD e dai grillini. Vedremo. Il PD intanto, vedete in apertura il titolo, è tentato da un Conte bis. Di Maio non cede su Palazzo Chigi e Fico si defila. Zingaretti parla di discontinuità, ma la trattativa sembra andare avanti. Il Premier dice: se sono utile resto. Nel compromesso ai Dem andrebbero ministeri di peso e commissario dell'Unione Europea. E già qui fa un po' sorridere, no? Perché quando poi ti dicono ma noi non siamo attaccati alle cosiddette careghe, alle cosiddette sedie, no? Alle poltrone, nel compromesso qui ai Dem andrebbero ministeri di peso e commissario dell'Unione Europea. Ditemi voi se non sono accorgimenti, non sono intenzioni queste da salvaguardare personaggi e politici. A Verona invece qui, eccolo qua, queste sono le cose brutte del lunedì, un incidente, crolla una struttura nel parco divertimenti sul Garda, si ribalta il trenino a Movieland, ci sono stati 7 feriti, è andata anche bene, il binario precipitato da circa 2 metri, vedete la foto, 2 bimbi tra i 7 feriti. Reddito di cittadinanza, ritorniamo sulla politica, ecco chi ha incassato, il nord-est resta fuori, strano, Veneto e Trentino agli ultimi posti per l'attribuzione del sussidio, Calabria in testa. Si parla anche di regata storica in questo riquadro, che gli uomini vadano più forte delle donne è sicuro, ma la differenza tra i premi della storica è al centro del dissidio tra regatanti pronti alla sfida in Canal Grande. Pensate che stiamo ancora litigando tra i premi tra donne e uomo, veramente, tra donne e uomini, veramente non ci siamo.
Passione in solitudini per chiudere Alessandra Graziottin sul Gazzettino Prima Pagina, il dono di Apollo, la musica allena, dà gioia e cura, mentre da questa parte a proposito di donne scatta Miss Italia in 13 dal nord-est alle prefinali. Vi ricordo che si è a Jesolo per la battuta, per le battute finali. Direi di sfogliare brevemente crisi di governo, vedete Gigino Fico si chiama fuori, Movimento 5 Stelle, c'è solo Conte, il PD ora non chiude, ministri chiave e poltrone Unione Europea, la contropartita ai demo, ancora frattura, vedete, tra il comico e Casaleggio che deve ingoiare il nemico rosso. Le scelte dei demo, i renziani chiedono posti, Zingaretti li frena, adesso tratto soltanto io. Ditemi voi, cambia qualcosa? Cambierà qualcosa? Beh, lo speriamo. Il contributo dei comuni, il reddito di cittadinanza non fa breccia a nord-est, province, la diffusione del sussidio, Catania, Palermo, Napoli sono i capoluoghi, poi Vicenza, Treviso e Belluno sono in coda addirittura. Catania, Palermo e Napoli sono i capoluoghi, vi dicevo, con più domande accolte per abitanti. Giriamo ancora, sempre a livello nazionale ed internazionale, mio figlio 31 anni in coma, abbiamo aspettato invano un suo ultimo sorriso, il trenino che si rovescia al parco Movieland, ci sono 2 bambini tra i 7 feriti e poi G7, forzatura di Macron che invita l'Iran a Biarritz. Trump più duro sui dazi, anche se qualcuno dice che l'Iran è stato invitato non al G7 ma ad un incontro poi con Macron stesso. Questo per quanto riguardava l'internazionale ed il nazionale. La pagina del nord-est ha l'apertura sulle regionali, la macchina si mette in moto e poi tutti ad aspettare Zaia, PD tra fracasso e variati, Movimento 5 Stelle appeso a Rousseau. Dubbio centrodestra, il governatore potrebbe scaricare, tra virgolette, gli storici alleati e presentare una seconda civica. Vedremo quello che farà il governatore. Torno indietro sulla pagina perché la notizia che avevo anticipato prima, quella della regata storica veneziana dove si fa lite e si baruffa non per le posizioni ma perché i premi sono minori tra uomo e donna, sì, è veramente assurdo. La prima donna come il quarto uomo e questo sembra aver fatto arrabbiare giustamente le donne. Lasciamo il Gazzettino, siamo sulla Tribuna, prima pagina, il trenino si rovescia, vedete sopra 7 i feriti, poi Fondazione Cassamarca riduce i debiti del 30%, sono i 2 richiami alle pagine interne, la politica richiamata da questo editoriale e da questo richiamo, a rischio l'intesa col Movimento 5 Stelle, non c'è accordo sul nome di Conte, Zingaretti insiste, ci vuole discontinuità. Poi giovane manager accusato di un furto perché nero. Dani Leiban Concepcion denuncia un nuovo episodio di razzismo subito al Movida di Loria. I titolari del locale parlano di malinteso ma rifiutano di pagare lo spettacolo portato dall'impresario. E vai. In Cansiglio, guardate la foto in prima pagina della Tribuna, in Cansiglio 100 saluti fascisti al bus della LUM. Le giovani donne in prima fila con il braccio alzato nel saluto romano, tutte in nero, con dietro altri giovani in nero, più numerosi del solito, più di un centinaio. C'è pure Nicola Besseghe, candidata di una lista a sostegno del sindaco di Vittorio Veneto. Ieri in Cansiglio la cerimonia al bus della LUM. L'Ampi parla di sulle foibe ci sono veramente verità distorte. 3 riquadri che ci portano alle pagine interne, maxi multa della Consob alla segretaria di De Longhi, barca in avaria a San Fior, sorpresi in mare dalla burrasca, la coppia fortunatamente viene salvata, e Don Canuto, rievocare i bordelli offende tutte le donne, è un'offesa grandissima per le donne, la rievocazione del postribolo al Festival degli Antichi Mestieri bocciata dalla Chiesa.
I fratelli Mazzariol e i loro dinosauri al Festival di Venezia, cultura e spettacolo, con la scoperta del fratello Daun, scritta dal castellano Giacomo Mazzariol. Nel mio fratello rincorre i dinosauri è diventata un film che il regista Stefano Gipani, rapito dalla storia, ha portato proprio sul teleschermo. Vediamo le pagine interne, le scorriamo velocemente anche perché più o meno le notizie sono quelle che vi ho già citato e già letto in precedenza. Un natante in avaria, paura in mare, soccorsa una coppia di Sanfior. Giovedì debutta l'Electrolux 4.0, adesso aumentate i salari. Allora lasciamo il Gazzettino di Treviso prima pagina e veniamo alle pagine interne, no? Con due riquadri, quello del sogno mondiale di tessitori, duello con Fotu, tra l'altro poi Sacchetti sceglierà i 12, e poi su Instagram il canal con la Ferragni, ma la foto è un falso perché della Ferragni c'è solo una sagoma, mi pare, insomma. Questo per quanto riguardava le principali notizie richiamate alle pagine interne del Gazzettino di oggi. Andiamo sull'ULSS numero 2, se ne vanno due dirigenti, pronto soccorso che rimane senza primario. Il medico ha preso un'aspettativa di 6 mesi e si è dimesso il direttore sanitario Morgante. I medici di base denunciamo chi non ci rispetta. Asparago IGP, il marchio si allarga, le varianti del germoglio di Badoer rientreranno nella denominazione di indicazione geografica protetta, c'è il via libera alla regione. L'abbiamo letta forse un po' troppo veloce quella dei lupi in precedenza, lupi sul Col Visentin, in un anno dimezzati i mufloni. L'allarme è lanciato dai volontari di Federcaccia, faremo recinti per difendere i mufloni da questi attacchi dei lupi. Mi pare che per quanto riguarda le nostre zone, Conegliano, Vittorio Veneto e Quartier del Piave, in questa edizione del lunedì ci sia pochino, a parte la recensione di Fontanelle con 4.000 alla festa di corsa a Lutrano, e poi vedete il canal, fotomontaggio con la Ferragni a Caorle. È un fotomontaggio, l'immagine del canal e della Ferragni, sullo sfondo c'è la chiesa di Caorle, pubblicata ieri su Instagram. Insomma, cosa non si fa per ottenere qualche follower in più da una parte e dall'altra. Vabbè. Allora, siamo già sulle pagine sportive, come ogni lunedì grande spazio del Gazzettino e della Tribuna alle notizie che riguardano appunto gli sport locali ma anche nazionali. Monte battuto anche il tabù, la Prodeco passa il primo turno di Coppa Italia vendicando in trasferta l'eliminazione dell'anno scorso, avversario sempre il Cartigliano che stavolta si arrende, dopo 90 minuti finisce in parità, decisivi il portiere Gava e Gallina. In eccellenza c'è stato il poker del Porto Mansuè che ha battuto il Lia Piave, l'altro derby era quello tra il QDP e il Vittorio Veneto, ha vinto il Vittorio Veneto per 2-0. Spicca la notizia anche che il Treviso è inciampato a Vazzola, ha perso per 2-1 per quanto riguardava questa prima uscita che vale per la Coppa, insomma, no? Questo per quanto riguardava il calcio locale, li stiamo vedendo qui nello scorrere delle pagine. Treviso troppo lento, Vazzola ne approfitta, c'era anche il sindaco Conte, sì, c'era anche il sindaco Conte a Vazzola a seguire il Treviso Academy. Dopo aver impressionato nelle amichevoli, la squadra di Feltrin cade a sorpresa in trasferta nel match inaugurale del Trofeo Veneto. Vi ricordo che domani sera ci sarà la presentazione in piazza a Treviso del Treviso Academy, appunto, quindi non mancate se siete tifosi del Treviso. Cambiamo sport, Tessitori non sbaglia l'occasione mondiale, poi illusione Gentile con Gracis, acquisti in Europa o Stati Uniti.
E qui ci sono i giocatori della De Longhi immersi nel laghetto delle Tose a Calalzo, dopo che se n'è andato il Benetton Rugby. È arrivata la formazione appunto del TVB in preparazione estiva. La mente, a proposito del rugby, la mente prima dei muscoli. Il coach della Touche del Benetton Bortolami fa un bilancio degli allenamenti in montagna, tante risposte e tutte positive. A scuola per imparare a vincere. Abbiamo parlato poco di palla ovale, puntando sugli obiettivi proprio per come raggiungerli questi obiettivi. Mi pare che ci sia ben altro poco per quanto riguarda le principali notizie. A livello nazionale c'è il flop del Milan e l'urlo dell'Udinese che vince, ma la notizia è questa di Mihajlovic, che a sorpresa dalla chemio al campo è andato a Verona, e lui veramente è un grande, quindi complimenti a Mihajlovic. Tocca all'Inter questa sera, tocca Conte, la sua Inter, Juve e Napoli avanti, ma la rincorsa è iniziata. La Roma è senza difesa. Questo per quanto riguarda il calcio. Poi Guizzo di Reims, brivido per Dovizioso. Quarto il Valentino Rossi per quanto riguarda appunto il GP. Il Benetton è pronto, ora conta solo vincere, parla Luca Sperandio, che abbiamo avvicinato anche noi con la nostra redazione sportiva. Aru, c'è ruggito Quintana per quanto riguarda la Vuelta, scossa alla Vuelta, e poi US Open, Djokovic in pole, scommette sul 17. Il Gazzettino Nazionale non tocca le ragazze di, soltanto un piccolo riquadro per le ragazze di Mazzari, che sono quasi tutte dell'Imoco Volley Conegliano, che vincono anche la seconda gara contro l'Ucraina per 3-0. Solo i titoli della Gazzetta dello Sport. La notte dell'Inter, perché tocca a Conte, che va all'assalto del Lecce per conquistare San Siro. Wanda Nara dice: Mauro rimane qui e noi crediamo a lei. Milan a 0, niente gioco. Giampaolo dice: così non va, ma tutti in piedi per Sinisa. E questa la notizia con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi, di questo lunedì mattino. Bene, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani. Abbiamo detto che cambieremo qualche cosina nella lettura di questi quotidiani, andremo più che mai nel dettaglio della Sinistra Piave, Conegliano, Vittorio Veneto, quartiere del Piave, proprio per essere più che mai, come abbiamo detto, tarantolati. La Tarantola sarà il nostro nuovo spazio che sostituirà brevemente, parzialmente questa rassegna stampa. A tutti voi buon inizio di settimana.